Investire sul genio italiano. A Roma si sono riuniti 150 team di studenti per la gara di robotica digitale che mette a confronto le nuove tecnologie. Vediamo con Carlotta Manno. C'è la casa domotica che si aziona con un comando realizzata con la stampante 3D, il deambulatore smart in grado di evitare ostacoli pensato per rendere autosufficienti gli anziani, idee e progetti di giovani start-up come questa serra automatizzata con i LED speciali che fa crescere più velocemente le piante, un'intuizione che ha portato a Pasquale Nocera, 17 anni, il titolo di ambasciatore digitale della robotica. Condivido la cultura digitale all'interno degli altri paesi europei facendo delle lezioni ai ragazzi stranieri provenienti da tutto il mondo per mostrare l'Italia cosa è in grado di fare. I giovani ci sono, l'inventiva anche, le eccellenze non mancano, eppure il mito della Silicon Valley resta e il settore non decolla come dovrebbe. All'estero c'è uno spirito, come dire, forse imprenditoriale maggiore. In Italia gli investitori rischiano di meno. In qualche modo si tende ad andare molto sul sicuro, altrimenti poi non si spiegherebbe perché per esempio a un certo punto Google ha deciso di investire tutto sulla robotica. Ma lei conosce un prodotto Google, conosce già un personal robot, non esiste ancora. Cioè nel senso è un qualche cosa a venire. Ecco, questa mentalità nel medio periodo, nel lungo periodo in Italia non esiste. E serve questo per far sì che sogni come quello di Michele, che ha perso un braccio in un incidente anni fa, non restino solo un sogno. Sono l'unico DJ bionico al mondo che fa questo con diverse mani. Attualmente ho un manipolatore, però ho anche a disposizione altri tipi di mani che mi permette di coltivare e di mixare con questa mano bionica. E anche questa è una tecnologia che parla italiano al 100%.